che è stata necessaria per il punto che discuteremo all'ordine del giorno. Lascio la parola al segretario. Sì, buonasera. Allora, per l'appello Gonzo presente, Cazzola presente, Lago Nerina presente, Zamberlan presente, Treviso Claudia giustificata, Calgaro Giosuè presente, Dal Pezzo è giustificata, Mantiero Marco presente, Benetti Nicoletta presente, Bortoli Sara presente, Perini Emma presente, Valente Valentina presente, Rizzi Angelo presente, De Franceschi giustificato, Bertoldo presente, Dal Bianco Anna presente, De Meda presente. Possiamo procedere. Grazie. Dicevo, il punto all'ordine del giorno è il punto numero 1, l'unico, variazione del bilancio di previsione 25, 26, 27. L'urgenza appunto è stata motivata dalla necessità di istituire un nuovo capitolo di bilancio per entro il 22 maggio 2025. Avete già ricevuto, siete già stati edotti dalla segreteria su questo tema, almeno i capigruppo. Si tratta di una necessità da appunto deliberare entro il 22 maggio, quindi domani. Si era già stanziato un fondo di riserva per questo contributo alla finanza pubblica di 12.000 euro. La rideterminazione del contributo, tenendo conto della normativa e del decreto che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 aprile 2025, è stato determinato il contributo a carico del Comune di Gioia Vicentina e della finanza pubblica in attuazione appunto della legge finanziaria, della legge di bilancio 2025, di 14.889 euro. Quindi abbiamo dovuto rimpinguare con una variazione di bilancio la dotazione dei 12.000 con altri 2.889 euro. Poi abbiamo anche presentato, cogliendo questa occasione, altre necessità che erano state segnalate dagli uffici, e quindi la variazione quadra a 201.136 euro. In grande sintesi è questo. È richiesto per l'approvazione di questa variazione di bilancio il voto favorevole e l'immediata eseguibilità. È aperta la discussione. Prego, consigliere Dal Bianco. Buonasera a tutti. Tra le variazioni vedo con piacere che verrà destinato un contributo regionale per la realizzazione e riqualificazione infrastrutture a favore di disabili per euro 50.000 più 27.000. In che contesto vengono fatte questi interventi? Grazie, perché non lo evinco. Grazie. Lascio la parola all'assessore Cazzola per la risposta. Sì, questo è un bando che abbiamo partecipato nel 2023, quindi è un bando della precedente amministrazione. Abbiamo partecipato a un bando per il finanziamento di iniziative e progetti afferenti al Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità. È stata presentata il 30 ottobre del 2023. Siamo stati messi in graduatoria il 21 marzo del 2024, ma non siamo stati finanziati, e abbiamo ricevuto più o meno verso la fine del 2024 il finanziamento appunto per un'opera di 78.000 euro totali. Cosa consiste? Allora, naturalmente tutto parte dal PEBA che abbiamo redatto nel 2019, e consiste in un progetto dove andremo nel parco inclusivo di Via Vallorcola, quindi che abbiamo già a fianco ci sono altre giostre con delle forme giochi a molla, e a fianco è stata creata anche una palestra che questa è l'opera del 2021, una palestra all'aperto con 3 attrezzi, e a questo verrà aggiunta appunto un'altra struttura inclusiva. Sono 3 le strutture che verranno installate, chiaramente è in redazione il progetto esecutivo, quindi sono delle attività fisiche, un percorso per attività fisiche per bambini, e poi delle strutture inclusive per il gioco del basket e anche delle altalene collegate per permettere ai bambini con disabilità di godere di questa esperienza di gioco.
Bene, prego consigliere D'Ameda. Sì, ringrazio intanto l'assessore Cazzola per la spiegazione, ma volevo comunicare la mia astensione a questo punto, non tanto per la contrarietà, ma proprio per il fatto che ho ricevuto ieri pomeriggio la documentazione. Purtroppo non ero presente perché ero via, questa mattina avevo un altro impegno, quindi non sono riuscito, non certamente per causa mia, a documentarmi o a leggere bene l'informativa che mi avete spedito, per cui proprio per mancanza di tempo. Vorrei fare altresì notare che su pochi consigli comunali che abbiamo fatto, questa è già la seconda volta che ricevo una documentazione in merito, diciamo, non nel tempo necessario o fuori del tempo che prescritto per cui uno possa anche documentarsi, per cui o faccio un atto di fede oppure faccio una cosa convinto di quello che faccio, insomma, quindi non si fa una cosa tanto per farla, insomma, ecco. Quindi questa è la mia motivazione. Vorrei capire anche se è un modo di lavorare, perché non mi pare che sia corretto mandare diciamo, al martedì pomeriggio l'informativa. È già la seconda volta. Oh, capisco l'urgenza. Benissimo, questo era il mio motivo, insomma, quindi. Grazie. Grazie. Grazie per la dichiarazione di voto. Quindi se non ci sono altri interventi, io passerei alla votazione senza prima dire al consigliere D'Ameda che la questione si è rivelata d'urgenza e quindi capisco la posizione, però è involontaria rispetto alla necessità di rendere edotti i consiglieri prima del tempo. Passiamo alla votazione. Favorevoli per alzata di mano? Contrari? Astenuti? 4. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Favorevoli per alzata di mano? Contrari? Astenuti? 4. Bene, vi ringrazio per questo consiglio e il capitolo di spesa è quindi costituito e la Ragioneria può dare seguito ai documenti e agli atti. Grazie a tutti e buona serata.